Buonasera, fatemi come al solito mettere, intanto che arrivate, il link su Twitter, così non sbagliamo più. Magari ci sarà anche una maniera di farlo in automatico, può essere, ma sono vecchio, io queste cose fatemele scoprire piano piano, ecco. So che qua schiaccio video. Eccolo qua. Allora, buonasera, un attimo. Eccolo qua. Sistemato anche il messaggino agli amici di Twitter, che sapete sono un po' di più di base di quelli di Facebook. Direi che ci siamo. Buonasera Fabio. Allora, certo, diventa facile, no, iniziare a parlare delle FAC, chi sono i congiunti e così questo tipo, no? Faranno già abbastanza gli altri, direi che non mi pare il caso. Al lato pratico è una specie di Tana liberi tutti che se non avesse fatto, probabilmente le regioni si sarebbero fatte da sole. Intanto potrebbe anche cominciare a essere il caso di tirare un pochettino anche le somme, di che cosa sono state le tattiche migliori. Oggi, per esempio, c'era qualche articolo sulla Svezia che, senza chiudere niente, non ha portato risultati particolarmente differenti rispetto agli altri. Non voglio, se c'è una cosa che non voglio entrare io è nei discorsi da se vede vista, no? Cioè, perché dopo tutti saranno in grado di dire ma se si faceva così, ma se si faceva cos'ha, no? E così questo tipo. È evidente che dopo sono capaci tutti. Il se vede vista, qual è l'inversione specchio dell'immagine? Eh, beh, così meglio? Eh, scusate, il se vede vista, chi mi segue da tanto tempo sa chi è. Non presumo che ovviamente tutti quelli nuovi che mi seguono magari sono termini che non conoscono. Allora glielo ripeto velocemente. Il se vede vista è uno che dopo che le cose sono successe dice, beh, si vedeva che era così, no? Tipico, in borsa ce n'erano a tonnellate di questi soggetti. Tu eri lì, diventavi matto, ciao Ivan, diventavi matto per decidere cosa comprare o vendere. Vi posso assicurare che nel desk di trading non è che era così semplice, perché sentivi anche la pressione della cifra, insomma, non voglio dire, se magari ti andavano male le cose, avevi una posizione da centinaia di milioni o similari, o anche magari da 1 miliardo, mentre tu eri lì a sputar sangue, no, sul desk di trading della proprietà della banca, arrivava di solito uno, tendenzialmente un analista, di solito, sai, quelli che scrivevano i report, una delle cose più simili a quelli col PhD, no, similari, arrivava lì, no, si protendeva così sul monitor, così di solito, aspetta, di solito veniva bene di profilo, no? Allora c'erano tutti i monitor, no, con i grafici dei titoli, allora arrivavano lì così, ma dopo essersi protesi ti dicevano, ma perché noi non abbiamo venduto qui, comprato qui, no? Certo, dopo che hai visto che cosa succede, è evidente che dovevi vendere lì e comprare lì. E al momento
non era molto probabile. Intanto capitiamo stasera nella scampanata delle 7, quindi sentitevi in sottofondo le campane, ecco, che arrivano da tutte le diverse chiese sparse nei paesini, no? È un momento bellissimo. Ehm, infatti mi dà quasi dispiacere fermarmi con la voce. Dai, va, aspetta, vi faccio taccio, vi faccio sentire un pochettino di scampanata, va? Ecco qua. Momento bello. Di solito, adesso per carità, non è che voglio fare l'agenzia di promozione turistica del Lago di Como. Di solito non è così. Il Lago di Como normalmente è bellissimo quello che volete, ma normalmente è un posto rumoroso. Ehm, Così, fra le cose che mi divertivo a fare quando ero a casa, a virgolette, ritirato dal lavoro, dopo che avevo smesso di lavorare nel 2018, una delle cose che, dato che a me piace parlare di quanto è bello l'Italia dove viviamo noi, avevo fatto per un po' di tempo il Destination Expert di TripAdvisor, no? Cosa fa il Destination Expert di TripAdvisor? In modo volontario semplicemente aiuta gli stranieri a destreggiarsi, quelli che vogliono venire in un determinato paese, c'è un'area del paese, c'è un forum e c'è un esperto locale che ti dice cosa fare, dove andare. E una delle cose che dicevo sempre quando dicevo ma il Lago di Como cos'è che devo sapere, dove devo andare, quali sono i villaggi da vedere, no? Così di questo tipo, cos'è che sono le cose che non si possono perdere. Io dicevo sempre, tenete presente che il Lago di Como è un po' un senso dello spirito, insomma, non è che ci sono dei posti da assolutamente da andare a vedere perché sennò stai perdendoti tutto. In teoria dovresti arrivare qua e vivertelo, cioè guardare il panorama, guardare take it in, non so come dire, no? In inglese, e poi mettevo anche gli avvisi per evitare che uno si aspettasse troppo, no? E dicevo, tenete presente che è rumoroso, perché le pareti diciamo delle montagne uno vicino all'altro comporta che rimbomba, quindi normalmente c'è il rumore delle macchine, il rumore delle barche che magari vanno avanti fino a notte fonda, no? E cose di questo tipo. Quindi, insomma, mettetevela lì, cioè sappiate che è rumoroso e invece in questo caso, insomma, con il silenzio che è 2 mesi, 3, che prende e avvolge questo posto, da una parte è bellissimo, dall'altra parte è spaventoso, insomma, non so come dire. E questa cosa delle campane che normalmente sono un po' perse in mezzo a tanti rumori, si sente molto. Vabbè,
Comunque, detto questo, non mi ricordo neanche più da dove sono partito. Comunque, in realtà, perché ho chiamato la giornata di oggi il giorno senza balle? Beh, l'ho chiamato il giorno senza balle perché non ci sono i giornali. Ieri, primo maggio, giornali oggi non sono usciti. Ah, meraviglia, no? Meraviglia perché... Ah sì, stavo parlando dei sevedevisti. E beh, comunque avete capito di che categoria si parla. Ecco, al sevedevista si curava il sevedevista dandogli in mano un contratto future da comprare e vendere, no? Dicendo guarda, se hai capito tutto, non ti preoccupare. Ti lascio, copro io, prenditi un contratto future della proprietà, compralo, vendelo quando vuoi tu e così via. Ecco, costoro, il secondo dopo che provavi a mettergli in mano un contratto future per decidere di comprare e vendere, istantaneamente tutto il sevedevismo svaniva. No? Questo però vale anche per tutti quelli delle decisioni politiche, ma era evidente che bisognava fare così, e anche per le decisioni sanitarie era evidente che bisognava fare così o colà o cose di questo tipo. Non è inutile entrare, secondo me, adesso in queste cose, così come quelli particolarmente spregevoli che pensano di dare, e qui si rientra anche nelle balle quotidiane, no? Che pensano di dare la colpa o qualcosa del genere a questa o quella regione, la regione Lombardia, si doveva fare così, si doveva fare così. Ma io se c'è una categoria di persone a cui non do la colpa è quella ai governatori delle regioni, ma nemmeno a Bonaccini, ma tutto sommato nemmeno a Rossi, che pur non mi sta simpaticissimo come ben magari vi ricordate. Perché se a un certo punto tu affronti una cosa che non hai mai affrontato e vedi arrivare l'ondata negli ospedali con le terapie intensive che si prendono e non sai dove si ferma questa ondata, e al momento sei preso dal panico, al momento sei il primo che probabilmente dici chiudi tutto, no? Perché ovviamente non sai dove finisce. Poi vedi che l'onda arriva, la marea arriva fino a un certo punto, no? Dopo inizia a scendere e allora dopo uno dice, ah beh, caspita, si poteva fare così così. E ve lo dice da uno che, come vi ricordate, è sempre stato piuttosto attento a quello quello che di diverso facevano negli altri paesi. Mi sono preso anche del mio, perché dicevo, ma scusate, ma perché questi della Svizzera, tanto per dirne una, mentre noi siamo tutti chiusi da tempo, loro sono ancora aperti? Perché in Svezia utilizzano un sistema diverso di responsabilizzazione dei cittadini, no? Rispetto a chiudi tutto senza pensare anche alle conseguenze economiche di quello che facevi. Quindi io in teoria adesso personalmente, no, potrei anche essere uno di quelli che dice ah, ve l'avevo detto, non si doveva fare così, non si doveva fare così. Non lo faccio perché ovviamente ci commentavo come può commentare uno che non commenta una cosa di cui è competente, ma d'altra parte eh, così è, diciamo di base come formamenti, smettersi un attimino a confrontare quello che fanno gli altri, secondo me può essere che non sia sbagliato. Chi attacca la gestione della Lombardia non mi sarebbe piaciuto, perché sappiamo tutti che sarebbe stato un disastro se il focolaio fosse partito per altri motivi in un'altra regione, lo sanno tutti. Poi si possono andare a cercare tutti gli errori possibili, ci sarà materiale per una tonnellata di inchieste del cazzo, perché le inchieste e così via servono per capire se c'è del dolo di fronte a una cosa che conosci. Di fronte a una cosa che non conosci servono solo per fare strumentalizzazione politica. Io sono convinto che ospedali, sistemi sanitari e così via hanno fatto tutto quello che si poteva fare in tutte le regioni, e tu basta che vedi il circolo intorno all'area del focolaio e vedi che non ci sono confini, cioè non è che la provincia di Pavia sia tanto diversa dalla provincia di Piacenza piuttosto che dalla provincia di Reggio o qualcosa del genere. Per cui
sì, pensare di attaccare la Lombardia per questioni politiche è, direi, assolutamente spregevole. E lo sappiamo, insomma, io penso, e lo penso sinceramente, che con tutti gli errori che possono essere stati fatti, ma ripeto, sono gli errori del se vede vista, cioè di quello che dopo dice ma si poteva fare questo o quest'altro, la Lombardia e anche l'Emilia, sì, sì, anche l'Emilia, abbiano fatto in parte da canarino da miniera. Cioè, in una maniera o nell'altra, il fatto che loro prima abbiano preso la botta ha consentito ad altri di ripararsi, ecco, mettiamola così. Probabilmente anche in giro per l'Europa, perché al di là dei momenti in cui sono partiti effettivamente nei paesi in cui sono partite le procedure di lockdown, ma già la popolazione stava in guardia e stava attenta, ecco, no? Perché sapeva, aveva visto che diamine stava succedendo qui. Per cui va bene. Eh, queste cose, cioè vale a dire puntare l'attenzione morbosa sul fatto che in un periodo in cui c'era un virus che ammazzava tipicamente le persone anziane, morivano le persone nelle residenze per anziani, ma va, no? E similari, è tipico di quello che è il sistema dell'informazione in Italia. Quindi oggi giorno senza balle perché sei senza giornali. Allora, non sapendo come fare, non so se avete visto, no? Cominciano i retroscena, cose di questo tipo, dicono che mm, le riunioni per dividere la Lega, no? E cose di questo tipo. Vabbè, ma queste robe qua ve le avevo già anticipate un po' di giorni fa, mi sembra, no? Mi sembra che un po' di giorni fa vi avevo già detto che cos'era il piano. Il piano era che bisogna assolutamente cercare di mettere assieme un gruppo sufficiente di partiti o persone per riuscire ad arrivare a uno degli obiettivi principali, no? Che sono quelli, per esempio, del sottoscrivere il MES, tanto per dirne una, e quindi e possibilmente togliere di torno Conte e la maggioranza grillina, in modo tale da avere una cosa molto più realistica e molto più simile a quello che era l'idea di base del terzo partito. Ricordate che si parte tutto da lì, dalle aspettative che il Deep State aveva prima delle elezioni. Le aspettative che il Deep State aveva prima delle elezioni erano la vittoria del PD. Il piano B era il Nazareno, PD Forza Italia. Il piano C, proprio la disperazione, era PD 5 Stelle. Hanno dovuto cominciare con una roba che era totalmente fuori dal loro radar, perché l'unica cosa che non avevano nel radar era l'affermazione di Salvini e quindi Lega 5 Stelle. Questa cosa ha dovuto essere contrastata in tutti i modi e vi posso assicurare, quando ogni tanto qualcuno dice oh ma avete sbagliato a far cadere il governo, no? E così di questo tipo, adesso ci sareste voi, adesso ci saremo noi. Ma voi, scusate, avete una vaga idea di cosa sarebbe stato affrontare l'emergenza con quello che si sarebbe dovuto fare con contro magistratura deep state e cose di questo tipo? Questa gente può fare ogni tipo di porcata e non so se notate, nessuno gli tocca niente. Le cose più anticostituzionali e arrivano le veline dal Quirinale che informano che la Costituzione è stata rispettata. L'avete vista? Quella era quella di ieri, no? Era meraviglioso. Il velo del Quirinale sui DPCM. Ma è bellissimo, cioè la Costituzione si incenerisce, glielo dice persino la presidentessa della Corte Costituzionale, no? Ma no, 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 non va detto, sbagli, che cosa stai dicendo? No, no, assolutamente, tutto regolare incenerire la Costituzione con i DPCM. Nel momento stesso in cui invece ci fossimo stati noi, si accumulavano, penso, tutti i reati ci sarebbe stata la corsa del PM, no?
A un certo punto qualsiasi PM, qualsiasi TAR, qualsiasi organismo giurisdizionale da tutte le parti, no? Sarebbe stato da incenerire, no? E partiva la corsa. Altro che patronaggio da Agrigento, no? Dice al primo, neanche al primo morto di Covid, al primo che starnutiva. Cioè, a un certo punto uno faceva è stato Salvini, è stato Salvini, bisogna inquisirlo, deve essere acceso. Lo spread Borghi, no? Cioè, a un certo punto ci sarebbe stato, quando lo spread andava dalle parti 300, spread a 300, stato Borghi, deve dimettersi, deve... No, voi capite la bava, no? Avrebbero avuto... quindi no, cioè adesso non funziona così, cioè era proprio totalmente contro il tipo di impostazione mentale, no, che tutti i poteri forti avevano. Io ci speravo, purtroppo i miei compagni di viaggio, vale a dire quelli del Movimento 5 Stelle, non hanno capito le opportunità o le possibilità che c'erano in quel sistema, ma vabbè, pazienza, è stato necessario farlo. Cioè, dice, sei pentito? No, non sono pentito. Non sono pentito perché in quell'anno abbiamo imparato tantissimo ed era una cosa necessaria da fare. Prossima volta, quando ci faranno la grazia di votare, vedete che arriveremo molto più preparati su come affrontare una situazione del genere. Al momento però non si fidano di Conte, non si fidano soprattutto dei 5 Stelle e così via, perché sapete benissimo che quando si arriverà, l'unica cosa che interessa è, come vi ho detto, il momento in cui si dovrà votare per il Presidente della Repubblica, e quanto più, diciamo, affidabile sarà la compagine che arriverà a quel voto, quanto più contenti saranno, per cui dal loro punto di vista sostituire parte riottosa del 5 Stelle o similari con Forza Italia e il loro ideale, il loro sogno assoluto con un pezzo della Lega, no? Cazzo, come gli piacerebbe veramente un casino, così facendo di riuscire a portare avanti, a perpetuarsi, no? Tutta questa fila di gattopardi che vabbè. In una maniera o nell'altra il tentativo è quello e quindi qualsiasi balla va bene, insomma, no? Cioè, l'intento è quello, così come chi riesce in qualche maniera a scalpellare l'attuale assetto, no, deve essere evidenziato, deve essere portato avanti a tutte le trasmissioni e così questo tipo. In questo caso è evidente che quello più utile per questo piano è Renzi, no? Eh, la tattica è la stessa che veniva utilizzata con Fini, insomma, cioè tu avevi un leader che doveva essere in ogni caso sostituito con un altro più affidabile, no? E allora che strumento utilizzi per picconare Berlusconi e aprire la strada a Monti? Mm, ovviamente prendi Fini, lo lusinghi, gli fai le interviste, lo fai sentire importante e così via. Adesso stanno facendo questo gioco qua con Renzi. In questo caso però si andava da un governo legittimo a un governo illegittimo, in questo caso si fa dall'illegittimo all'illegittimo bis, no? E quindi vediamo se gli riuscirà. Ecco, io spero ovviamente che non gli riesca e che a un certo punto anche sulla base e sul malcontento che arriverà se continueranno a fare quello che fanno, vale a dire a non ribellarsi all'Unione Europea, a quel punto non ci si potrà sottrarre alle elezioni. E allora poi li voglio tutti, ma li voglio tutti. Non voglio guarda che cosa ha detto quello lì, c'è un leghista in giro, c'è questo qui dall'altra parte che ha detto le cose così questo tipo, perché sennò ve meno. Ve meno. Uno prende, fa delle battaglie di anni, no? E poi a un certo punto perché
abbiamo, no? Cioè, mentre gli altri sono lì tutti dietro come la falange macedone, no? A votare qualsiasi cosa dicono, qualsiasi cosa fanno, no? E similari, io lo so che dentro all'interno di noi ci sono ovviamente ti voterei, vi voterei la Lega, ma ho sentito il leghista della Calabria piuttosto che ho sentito uno del consiglio comunale di Apicella che dice bisogna capire veramente che tipo di battaglia siamo. Bisogna capire anche che nei partiti ci sono migliaia di persone, trovare la persona strana, trovare quello che non sceglie bene le parole, trovare quello che non si è spiegato bene, trovare quello che magari ha proprio delle idee del cazzo lui. Può capitare che ci sia anche qualcuno all'interno della Lega che abbia delle idee del cazzo. Vi posso assicurare che non è che c'è la possibilità di psicanalizzare in tempo reale tutte le persone. Per la maggior parte dei casi si tratta di persone che sono ben volute sul territorio, che sono capaci, che hanno fatto il sindaco, e quindi come tali hanno una certa affidabilità, ma io non mi fido neanche delle persone che mi conosco benissimo, figurarsi se posso garantire personalmente di persone che magari ho visto una volta o cose di questo tipo. Vengono eletti e la responsabilità, se hanno fatto bene o se hanno fatto male, se sono sindaci, se sono presidenti di regione, se sono consiglieri regionali e cose di questo tipo, spetta ai loro elettori. Non dovete rompere le palle, ve lo sto dicendo proprio col cuore, non dovete rompere le palle, non siete voi i loro giudici. Avranno fatto male i presidenti di regione, avranno fatto male i sindaci, hanno fatto male i consiglieri regionali. La prossima volta non li votate nelle liste. Se volete continuare a sostenere il partito, sostenere la Lega, mi fa molto piacere. Nelle liste ci saranno altri nomi e si suggerirà quello. Sono gli unici perché sono l'unico candidato sindaco e proprio si pensa no, quello lì è una testa di rap. Non votatelo! Non votatelo! Ma prendere e utilizzare qualcuno che ha detto qualcosa che non mi piace, cose di questo tipo, dato che io lo so che da qui alle prossime elezioni si andrà così, mi spiace, veramente non è un gioco che mi va di fare. Io rispondo di me, ho una squadra e sono in una squadra con cui ci si sente costantemente, continuamente, che è la Lega Economia, in cui anche lì ci sono delle sensibilità diverse, ma in una maniera o nell'altra è ovvio che si faccia discussione, si faccia sintesi. Faccio di tutto per portare dentro persone che sono valide o utili alla causa. Basta. Cioè io nelle regole, quando non venite da me a rompere le scatole per quello che dice qualcun altro, è perché è minima educazione. Quindi non fatelo, ok? Chissà di chi e che cosa ci si riferisce, ha già capito. Chi in futuro troverà la dichiarazione di qualcuno, di quello, di quell'altro, no? Ecco, e hai visto che Giorgetti dice, e hai visto che Zaia dice, e hai visto che Maroni, che oltretutto non ha più neanche una carica all'interno del partito e scrive sul foglio, immaginate voi, dice Tosi neanche più della Lega da qualche secolo, hai visto cosa dice, no? Pagliarini, che non è più in Lega da 20 anni, no? Ogni tanto uno tira fuori i tweet di Pagliarini, che è diventato un super gianniniano, e io oltretutto a Pagliarini gli voglio tuttora bene, perché mi ha insegnato tante cose sui bilanci. Quando avevo fatto il master dell'associazione analisti finanziari, lui era uno dei docenti, vi posso assicurare che si capiva tutto quando spiegava i bilanci, però a un certo punto è diventato gianninico. Cosa possiamo fare? Uno è libero, no, di avere delle idee. Io prima di svegliarmi e di capire un attimino cos'era la questione dell'euro, cos'era la questione della situazione in cui ero messo,
Non ero il massimo, anch'io ero abbastanza da spreco, corruzione, no, corruzione no, ma spreco se possiamo fare molto meglio e che la moneta sì, però non è importante, ma non fino a un certo punto. Ma guardate, basta vedere i miei articoli, tanto per dire, no? Io all'epoca ero commentatore economico per il giornale, no? Se uno si prende tutti i miei articoli del 2011, quello che qualche coglione, tanto per dire un'idea, ogni tanto prende quelli di prima per dire hai visto Borghi cosa scrive? Con la H, no? O cose di questo tipo. Il 2011, sono passati 10 anni. L'ho detto 1000 volte che non avevo capito un sacco di cose, ma ne avevo capite sempre molto di più andandomele a rileggere, l'ho fatto ieri sera, ne avevo sempre capite molto di più di buona parte di gente 10 anni dopo. L'importanza della moneta, l'importanza dell'errore nella costruzione dell'Unione Europea e cose di questo tipo. Se io guardo, sono andato a prendere un articolo di gennaio 2011 che commentava il forum di Davos, no? Ma tante cose, perché anch'io, insomma, no? Cioè, mi ricordo benissimo quando è che ho rimesso a posto i puntini, non mi ricordo bene cosa pensavo un mese prima o qualcosa del genere, insomma, stiamo parlando di 10 anni fa. Tante cose cruciali che sono ancora adesso alla base, ma le avevo identificate. Ma cos'è il problema però? È che non avevo capito i- il rischio per l'Italia. Continuavo a pensare che tutto sommato l'Italia avesse dei vantaggi, no, da questa situazione, che non li volesse o non li sapesse sfruttare. In una maniera o nell'altra, invece, poi passando con il tempo, allora a un certo punto dice, ecco qua ci sono dei problemi, questa cosa non funziona, questa questione della moneta non funziona, questa cosa della Grecia non funziona, fino a che non si è arrivati ad agosto, luglio-agosto 2011, dove a un certo punto eh, ho detto no, qui dobbiamo scappare, cioè dobbiamo, dobbiamo metterci in fuga. E da lì ho cominciato poi a fare, virgolette, informazione sulle questioni relative all'euro, sulle questioni relative all'Unione Europea. Per cui io penso di aver cambiato opinione in meglio, altri magari non è vero, però ho cambiato opinione e ho già detto come e perché, ecco, altri hanno cambiato opinione in peggio, però andare a prendere qualsiasi nome della Lega del passato, no? Per cosa? È uno dei trucchetti più stupidi del mondo e non si capisce bene chi è che ci può cadere. Quindi il meccanismo è abbastanza semplice. Noi qui l'unica cosa che dobbiamo e possiamo fare è andare con sincerità a dire quello che si deve fare. Il governo ci ruba le idee, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Lui ci può rubare tutte le idee che vogliamo, no? E similari. Io ne sono contento perché vuol dire che ci sarà qualche persona che avrà del beneficio da questa situazione, ma non può rubarci delle idee che vanno contro la loro impostazione mentale. Cioè, se io dico che il MES non va firmato, dovranno trovare una maggioranza promessa, quella attuale non lo è. Firmato, cioè bisogna attingere dal MES, quello è un discorso che voi sapete abbondantemente. Se io dico che devi semplificare brutalmente, che ci vuole una flat tax e che sì, sì, anche se fa girare le balle a un po' di gente, se c'è una possibilità che uno può considerare per girare pagina anche attraverso un azzeramento delle pendenze precedenti, quindi quella brutta parola che si chiama condono, cose di questo tipo, è questa, perché noi non ne veniamo fuori se non partiamo proprio con la mentalità da pagina bianca e ricostruire quasi dopoguerra, quindi sì, lo so benissimo, io non ho mai aderito a nessun condono né aderirò a niente del futuro perché non ho niente da condonare, ecco, così tipo, ma
posso capire che si possa ragionare così, andare verso una semplificazione brutale di tutti i sistemi, delle tasse, degli appalti e così via, che è in piedi sostenuto dal deep state e da tutte queste mega strutturone, lo sente come veleno questa roba qua, perché il loro potere è proprio nel timbro che ti negano. Ma se tu non dici che è il caso di andare in quella direzione, secondo me in questa situazione sbagli. Se dico per esempio altra roba che sicuramente la maggioranza attuale non potrà neanche pensare, non potrà neanche dire, ma io personalmente penso che sia corretta, vale a dire che in questo tipo di mondo, con questi chiari di luna, con il petrolio a 10 dollari al barile, forse è il caso di rimettere in sesto l'esercito, quindi forse è il caso di fare di migliorare le spese militari, perché io penso che la nostra difesa debba essere migliorata. Io sto dicendo una cosa che sinceramente penso e che credo che pensino anche buona parte di quelli che mi eleggono, eppure non succederà mai, no? Che questi ragionino così. Se io dico che l'Unione Europea bisogna andargli eh, a testa bassa fino a che non vengono fuori tutte le contraddizioni, e a quel punto, quando ci saranno tutte le contraddizioni, vedete che il frutto maturerà. No? Questo lo dico, ma lui non lo possono fare, perché invece sapete benissimo che in Unione Europea trattare ci va fracchia. Voi immaginate quanto Fracchia Gualtieri possa essere aggressivo, no? Cioè, quindi capite che se io dico che bisogna riportare le produzioni, e se devi riportare le produzioni devi anche pensare ai dazi alla Cina, tanto per dirne una, è ovvio che ci sarà qualcuno che probabilmente la pensa diversamente. Quindi ma non lo potranno mai dire, perché questi è ovvio che sono, diciamo, ehm, molto permeati dalla propaganda cinese. Per cui, beh, io sinceramente direi che questi sono dei punti dove purtroppo questo governo non potrà mai operare. E ci vuole coraggio a portarli avanti? Sì, ma non importa, cioè, più di dire quello che pensiamo è l'unica maniera, senza fare tante tattiche, senza fare tanti pensieri e così di questo tipo. Ma Draghi, poi se volete un giorno facciamo un pomeriggio su Draghi, perché ehm, questione è potenzialmente pericolosissima, ovviamente. L'uomo è pericolosissimo, l'uomo è anche molto competente, come vi dico è complicato, no? Per cui ne parliamo, non ora. Si può pensare di uscire da questa Unione Europea farlocca? Sì, certo che si può pensare di uscire da questa Unione Europea farlocca. La Gran Bretagna mi pare che abbia scelto così, no? Quindi in teoria si può fare. Come? Ve l'ho detto io, però da tante parti com'è la maniera possibile per fare, e non è realistico pensare in questo momento che lo faccia l'Italia unilateralmente, con la, la cappa di potere eurista, europeista così infiltrata da tutte le parti. Con cosa esci? Ah, con cosa esci? Adesso vai lì da Mattarella e gli dici: guarda, dai, ci ho pensato bene, mi stanno un po' sulle balle questi qui dell'Unione Europea. Stavo pensando di fare un DPCM per uscire dall'Unione Europea. Tu che dici? Ma secondo me non esci dal Quirinale. Cioè, a un certo punto viene fuori la fumata nera, che sembra quella del Papa, no? Con la gente che si domanda e dice: ma come mai fuma il Quirinale? No? Sei tu bruciato nel camino, no? Per cui di, di che parliamo? Insomma, la cosa più utile, la strada migliore, ve l'abbiamo segnata da tanto tempo: mettere le condizioni tale per cui la Germania se ne vada. La Corte Costituzionale tedesca probabilmente non cambierà niente, però anche quello potrebbe essere un punto importante. Tanto Banca d'Italia in audizione ci ha già detto
che anche qualora la Corte Costituzionale tedesca dica qualcosa, non ha effetto sugli acquisti del quantitative easing. Questo è stato un concetto importante, perché significa che a un certo punto potrebbe essere una di quelle situazioni che potrebbero agevolare una decisione diversa da parte della Germania. Ci credete? Io sinceramente no, penso che eh, la, la Germania se ne va nel momento stesso in cui qui trova due paesi fondamentali, che sono Francia e Italia, che dicono no. Al momento la Francia non è ancora convinta di poter fare da sola, non è ancora secondo me abbastanza disperata. Noi abbiamo Fracchia e quindi non siamo in questa categoria dove Francia e Italia assieme si mettono a dire no, facciamo noi come vogliamo, e allora a quel punto l'Unione Europea diventa tossica, no? Per il modo di vederla della Germania. E dobbiamo arrivare a quel punto lì. Dobbiamo arrivare a quel punto lì. Faticoso, ma ragazzi, non so se qualcuno ha provato a curarsi una distorsione, eh? Cioè, di solito quando uno si storta una gamba, no? Cioè si rompe il malleolo o qualcosa del genere, la sua idea è che beh, adesso cosa posso fare? Che cura posso fare perché domani possa riprendere a correre come prima? Non puoi, ci vuole tempo per tante cose. Noi è una roba che abbiamo iniziato a una cosa del genere, è come arrivare a una rivoluzione, ci vorranno i moti del 20, ci vorranno i moti del 30, ci vorrà il 48, no? E cose di questo tipo. Io non lo so bene a che, o meglio, credo di saperlo a che punto siamo del calendario. So che si arriverà alla liberazione, so che vinceremo, ma la strada è lunga e complicata. Noi la stiamo cominciando a disegnare da 10 anni fa. Eh? Questo per chi si sveglia oggi e pensa che si possa fare la figata. Noi stiamo cominciando a disegnare la liberazione dell'Italia, e lo sapete perché chi ci segue da tanto tempo lo sa, da 10 anni fa. Quindi non mettetevi a pretendere le cose fatte domani, le situazioni devono essere gestite, bisogna lavorare, ma ci vuole il consenso e la vostra difesa. Altrimenti, come vi ho detto tante volte, se non c'è consenso non c'è difesa da parte vostra e sostegno da parte vostra, e dividersi sulle boiate o su quello che dice uno o l'altro, cose di questo tipo, è una cretinata e di sicuro non ci aiuta e non ci aiuterà mai. Quindi pensateci bene prima di reagire, come ogni tanto vedo fare a persone che io reputo essere molto intelligenti alla cosa che vi viene presentata appositamente o strutturalmente per dividere. Tutti allineati